Com'è nata questa idea di questo pomeriggio con i bambini, con le famiglie? Volevamo fare un qualcosa anche destinato ai bambini, poi la struttura è bellissima e nello stesso tempo volevamo fare in modo tale da abbinare la solidarietà, che è sempre stato quello che ci ha contraddistinto, col divertimento per passare una bella giornata. Sappiamo già che Chiavari è una delle città cardioprotette più importanti nel comprensorio, sperando che non debba mai servire a nessuno, che rimanga lì chiuso nella teca, e avere un defibrillatore dove appunto ci sono tante persone, dove viene frequentata da tante persone durante la giornata, sia utile, ecco. Il vostro club nasce da una fede calcistica ma anche da un'amicizia con un calciatore in particolare, Andrea Paroni. Come nasce un po' questa idea proprio di intitolare un club ad un calciatore? Andrea è una delle figure che unisce tutti. Io sono convinto che tra 30 o 40 anni, quando parleranno di Entella, se ci sarà ancora il calcio o se l'Entella sarà ancora in Serie B, tutti si ricorderanno del presidente Gozzi e di Andrea Paroni. 4 anni fa, quando mi hanno detto appunto nel 2015 che mi avrebbero intitolato un club, mi ha fatto un effetto strano, perché l'ho sempre visto fare a grandi giocatori, a campioni, e quando ti dicono guarda vorremmo fare un club col tuo nome, ovviamente l'emozione è stata tanta. Sono contento, ecco, del fine, soprattutto con questo club, che è quello di ritrovarsi, fare del bene, fare della beneficenza, e sono contento abbiano scelto me per rappresentare, ecco, il loro club, e insomma in questi anni ce la stiamo mettendo tutta per fare, ecco, del nostro meglio. In questo momento della stagione calcistica avere vicini anche i tifosi è comunque un incentivo, anche poi per quello che si dà sul campo. Sì, assolutamente, ora siamo quasi alla fine, speriamo, ecco, di concludere sabato e avere buone notizie da Siena, e altrimenti ci saranno altre 4 battaglie, e speriamo appunto di avere un contributo anche da tutti i nostri tifosi e sostenitori.